Porterò questo giorno per sempre nel mio cuore. Aiù, sto calpestando l'erbetta del Diego Armando Maradona. Sto vivendo un sogno. Ehi, aiù! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi è un video emozionale ed emozionante. Ci emozioneremo perché speciale per noi, dai. È un giorno specialissimo, ragazzi. Oggi l'ultima partita qui al Maradona, Napoli-Sampdoria. Belle sensazioni, belle emozioni. E noi le vivremo in prima persona, cioè è un qualcosa di indescrivibile. Vi mostrerò tutta la giornata perché grazie a Goalbet Live, il live score dei campioni d'Italia, abbiamo l'opportunità di vivere questa festa anche dal dietro le quinte. Ci hanno parlato di bordo campo, addirittura sala stampa, attività nel pre, nel post, durante la partita. Insomma, anche dobbiamo vedere la statua Di Maradona, è già il freddo addosso, sì, perché avviene tutto all'ultima giornata dopo 33 anni che abbiamo vinto lo scudetto. C'è un qualcosa da raccontare. Vero. Questo video, ragazzi, per tutto quello che vi mostrerò merita veramente tantissimi like. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale perché si mette più forte. Andiamo. Ciao. Ma ti sta salendo un po' di ansietta? L'ansietta mi sta salendo, emozioni a 1000. Ce l'abbiamo alla nostra destra lo stadio, ma tra poco entreremo dentro, ma dentro. Lo stadio. Allora ragazzi, tatuaggio, facciamolo vedere, il ciuccio. Tu sei un ciuccio. Mi trovo. Sto passando l'acqua, devo fare la siringa. Vai. Abbondiamo là. A proposito, che la sete esagerata. Bello. È bellissimo. Bellissimo, chef. Si mette più forte. Pronto? Vai. Speriamo? Vediamo. Benvenuto. Spettacolo, il ciuccio. Bello. Direttamente da Sorrento. Dalle Hawaii, bro. Ma vabbè, dalle Hawaii. C'è anche lui in questa giornata mitica, fantastica. C'hai un po' di ansietta, è sincero. C'ho un po' di pipi in questo momento. Oh, ma hai capito? Dove starai oggi? Ma io perché ancora non mi sono reso conto di È quello che vero. succede. Io voglio vivere tutto. Non ha senso, dici la verità. Tu fallo succedere. È vero. Non ci Ciao posso- ragazzi. Oh, si superalla. Non ci credo. Mannaggia, Forza Napoli! Sempre. Forza Napoli! Ragazzi, ci stiamo incamminando piano piano verso il nostro ingresso, visita guidata, Quindi come siamo belli? Io sto con chef, cappellino da 35enne, ascimento fuoco. E ci muriamo i fanno. Voglio intanto fuori lo stadio, prima della partita partono le feste, Ciao! Voglio, io non ci credo ancora dove sono entrato adesso, da quale ingresso, ora ve lo faccio vedere. Cioè, voglio, sto nell'ingresso praticamente sulla discesa dove scendono le macchine per andare sotto al garage. Cioè, già questo è un sogno, cioè già essere entrato qua. Figuratevi dopo. Ragazzi, ovviamente nel mio vlog non possono mancare loro. Chi siete? I tuoi genitori. Allora, voi già avete calcato l'erbetta, già siete stati a bordo campo, ma un po' emozionati? Sì, va bene, perché il giorno dello scudetto. Yeah. Poi È casa nostra, quindi È bellissimo. Già, il giorno che tutti sognano. andiamo. magari ci fai alzare la coppa. Ma però è vero, ci sta sta coppa, secondo voi. Ci sta. Io mi sto avvicinando sempre di più all'ingresso, cioè lo vedo tipo sotto e sotto lo stadio, non so se si vede da dietro, ma è tipo sto sotto lo stadio, cioè sto entrando nell'ingresso delle palestre, è emozionante. Ma che ci faccio qua? Voglio ufficialmente entrati dove non sono mai stato. Un posto completamente nuovo per me. Ma tu hai capito dove stai? Non lo sai forse? Guardate qui ragazzi come si presenta questa sala. Qui penso che dove fanno le interviste. Guardate qui ragazzi, dove stiamo? Qua è dove si fanno le interviste. O meglio allenatore, chi è? Chef, una domanda al volo, ma perché? Perché si mette più forte. Non vi dimenticate. Così si vincono i campionati. Ragazzi, ma oggi vado a fare conferenza stampa. Ciao. Adesso ultima andiamo. Qui è dove in pratica fanno le interviste, penso si chiama Mixed Zone, penso, verso gli spogliatoi. Mamma mia, siamo in un corridoio lunghissimo, bianco, stiamo facendo questa esperienza fantastica, bellissima e ancora deve partire, ancora deve cominciare. Cioè, voglio qualche anno fa, quando sono partito, cioè se mi avessero detto saresti entrato solo qua, e chi ci sta creduto? Li sta creduto Pacci. Adesso la nuova uscita è in mezzo alle due panchine. Ah, qua è dove stavano l'ingresso vecchio. 5 luglio 84. Vi facciamo una foto. Maradona ragazzi abbiamo. Che grande. Poi voglio pensare alla foto storica di quando entrano qua e vederlo chiuso, cioè fa uno strano effetto. Però, cioè vi giuro, stare qui davanti a queste scale azzurre è emozionante, voglio. Raga, qui invece spogliatoi sala arbitri. Qui non possiamo entrare però. Ma porca.
Ma io sono entrati ufficialmente in sala stampa, dove ci intratterremo per alcune attività che adesso vi faremo vedere. Guardate qui come si presenta. Prima volta per me qui, vista sempre dalla televisione, e adesso mi trovo io qua. Bello, adesso scendo. Vado a fare un'intervista, vediamo. Mister, una domanda a bruciapelo. La partita di oggi coi campioni, come No, non può risposto? rispondere, non può rispondere così. Io sono in conferenza stampa, non posso parlare, però fatemi domande più. Silenzio stampa, mister. Silenzio stampa, Ma perché? Ma è un campionato spettacolare quello che abbiamo fatto, mister. Allora, oggi sarà una partita più di divertimento, di gioia. Io volevo qua pure con le Quagliarelle per Mi sa che è l'ultima, proprio l'ultima. Grazie. Cominciamo dalla prima domanda? Allora, però dobbiamo un attimo registrare i pulsanti. Deve rispondere uno e si deve prenotare prima degli altri. Che cosa vuoi usare come pulsante? Uomini forti. Voi ragazzi? Io voglio. Ciao. Allora, chi è stato il primo acquisto del mercato estivo di questa stagione del Napoli? Olivera. Ma come sono bravi ragazzi, sono velocissimi! Allora, in che anno Zielinski è arrivato al Napoli? 2006. Uomini forti. Aspetta però, dobbiamo deciso la giuria che deve dire... Gianni. Vabbè dai, la sapevo. Te la do, 2016, vai. 2 domande, 0 risposte. So tutto sul Napoli. Ci cagare. Cosa ti senti di dichiarare dopo che hai vinto questa sfida? Ragazzi, mi più forte. Shaggy ha vinto, Cosa ho vinto? Che coccole. Ragazzi, qua si incontra la storia, Qua stiamo andando incontro alla storia. Già lo vedete, no? Non so se avete capito. Prima volta che la vedo da vicino. Ragazzi, la statua non la vedo. Quello che tocca sfera diventa oro. Ho fatto la clip, vedo per la prima volta da vicino alla statua. Hanno chiuso i porti. Hanno chiuso le porte. Tra l'altro c'era anche la coppa, voglio. Ci sono rimasto un poco male. Però vabbè, l'ho vista da lontano. Non so adesso dove stiamo andando. Voglio. In pratica sto nel fosso, sto nel fossato, ho lo stadio sopra, non so se lo vedete, sto nel fossato dove a volte passano i calciatori, ultimamente Mertens, clamoroso. Ingresso sotto le scale, voglio qua dove entrano i calciatori, voglio sto calpestando quelle scale e l'erbetto, guardate qua dove sto, voglio. È clamoroso, bordo campo. Voglio sto a bordo campo, dietro di me c'è in pratica il palco dove ci sarà la festa, c'è Stefano De Martino, eccolo Stefano, ho anche visto Stash, qui c'è lo stadio, guardate qua da che visuale, voglio lo sto guardando per la prima volta, non ci credo, voglio, non ci credo che sto qua, cioè io la guardo sempre da là, cioè dove andrò dopo, e oggi sto qua. Clamoroso, voglio. Ragazzi, è una sensazione difficile da spiegare, cioè vorrei trovare 3000 parole in questo momento, però tutte quante penso che sarebbero nulle e inutili. Stanno preparando comunque, voglio qua. Cioè, c'è il palco dove prepareranno la festa che vedremo stasera, stanno un po' organizzando le varie cose. Avremo penso poco tempo a disposizione per stare qui, però ci sta. Vorrei chiamare Stefano De Martino per fargli fare un saluto, non lo so se posso. Può essere pure che mi manda a fare in culo se lo chiamo. Adesso ci stanno facendo fare un percorso verso il campo, cioè proprio un campo proprio, praticamente in campo, stiamo entrando. E in che senso? Dove sei andato? Non lo so perché sto qua. Stiamo andando sotto le panchine. Ce le ho qua praticamente a una mano. Vai giù, sto calpestando l'erbetta del Diego Armando Maradona. Clamoroso. La sto toccando. Sono 2 stati Maradona, tu mi sei, dai. Bello, Bello, bello. Veramente scene uniche, vai giù. Guardate qua, c'è per sfizio. Ragazzi, sto a bordo campo, sto vivendo un sogno. Tutto grazie a voi, infatti non finirò mai di ringraziarvi, ma devo fare un gesto. Per voi, per ognuno di voi. Lo devo fare, vai giù, lo devo fare. Nell'anno storico, in ginocchio. E lo faccio, per voi. Forza Napoli sempre, vai giù. Mister, è in panchina? Bello, voglio. Bella, Voglio, io ho provato questa sensazione che voi mi state chiamando mister sulla panchina del Napoli. Ma non so metti spalletto, ma io ce lo posso. Non so. No, ma quella sta sempre all'Olimpiadi. Siamo tutti quanti in panca, ragazzi, adesso. Guardate qua che visuale, oh? Bello, bellissimo. Un po' di gente sta cominciando ad entrare, piano piano popolano lo stadio. Ancora qualche inquadratura dal centro quasi del campo, non è che posso entrare dentro, però ve la regalo, qualche altra inquadratura così. Bello, 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 bello. Un'emozione unica, un sogno che avevo sin da bambino. In realtà ne ho qualcun altro ancora. Speriamo, dai, piano piano. Qui c'è il bar. Bar. Rigore. Usciamo, raga, usciamo adesso. Saliamo dalla tribuna d'onore. Poltroncine della tribuna d'onore. Saliamo. Porterò questo giorno per sempre nel mio cuore. E Casannicies. E nulla, finito il tour dello stadio. Spero vi sia piaciuto, a me tantissimo. Stiamo entrando in tribuna Posillipo che già conoscete dagli altri video. Ci apprestiamo, penso a mangiare, non lo so, tra poco. Perché abbiamo anche l'ospitali di oggi. Non lo so, voglio che sta succedendo oggi. Oggi è senza senso la mia giornata. Andrea!
Raga, vi mostro un po' all'interno della sala Posillipo che è stata ristrutturata ultimamente. Ci sono le varie fotografie qua di calciatori. Qui c'è il Ciolito che mi ha copiato il taglio di capelli, anzi il colore. Grande Ciolito, ti amo. E guaglio, tra le varie cose che vi dovevo per forza far vedere c'è proprio lui. Guaglio, e dopo aver visto il campo dal basso verso l'alto, ultimo ingresso per quest'anno al Maradona per Napoli Samp. Ciao ragazzi. Raga, Quagliarella si è messo a piangere, guardate, l'ultima partita, proprio qui, Testino, ha voluto così. Intanto in curva B, città di Partenope e tutti i trofei elencati lì sotto. Anche la figlia di Osimhen c'ha la maschera, spettacolo. Raga, in pratica in curva A stanno scattando le foto, man mano escono foto nuove. Adesso c'è questa foto qua, l'altra per esempio, vedete, c'è la 2005. Ragazzi, sta scendendo un'altra, da Nipro 2015. Intanto è cominciata la partita, godiamocela, godiamocela. Numero 20, quadro Zelic. Ragazzi, il dietro le quinte di un TikTok di GA7. Ragazzi, un momento storico. Napoli, campione d'Italia 2022-2023. Che è arrivato il momento di presentare i nostri campioni. Diventare il mio uomo. Numero 7, Elifo! Cucciolotto. Cominciamo! Guaglio che cucciolo con la bandiera della Georgia. Il più forte. Spettacolo. Aiu, finisce questo magnifico video, siamo stati in tanti oggi a condividere questa bellissima giornata e resterà per sempre nei nostri cuori, festeggiamenti, hanno alzato il trofeo, lo spettacolo, siamo stati a bordo campo, una giornata indimenticabile. Volete altri video del genere? Speriamo in un altro scudetto a breve, lasciate tanti mi piace, tanti commenti. E voglio! Ciao!